Montalcino a Venezia, 40 produttori di Brunello all'Hotel Monaco Gran Canal. Montalcino rappresenta una storia molto particolare e importante all'interno del panorama enologico italiano. Già dall'inizio, da quando è cominciata veramente la storia del Brunello a metà dell'Ottocento, Montalcino si è distinta rispetto a tutto il resto della Toscana, cioè laddove venivano fatti vini a cosiddetto uso del Chianti, la famosa formula del Chianti di Bettino Ricasoli, quindi con un misto di uve rosse e di uve bianche. A Montalcino invece si decise di fare vino con solo uva sangiovese, e questo naturalmente comportò una serie di scelte anche di tecnologia di produzione per chiaramente affinare questo sangiovese nella maniera giusta e avere poi dei vini pronti per il commercio. Quindi Montalcino deve essere vista in questo senso, secondo me, come una specie di isola dove si è sviluppato questo vino così particolare. Naturalmente anche il territorio è estremamente importante, perché si trova in una zona della Toscana dove terreno appunto e clima sono assolutamente ideali per il sangiovese, e sono molto in una posizione, come dire, equilibrata, non troppo vicino al mare e non troppo all'interno, e quindi tutta una serie di condizioni e di situazioni che hanno fatto sì che si sviluppasse un prodotto così particolare. È una vera fortuna avere oggi il Brunello a Venezia, proprio perché si adatta anche all'ambiente. La giornata sicuramente è invernale da questo punto di vista, però è anche vero che il Brunello è una di quelle perle dell'enologia italiana che sono conosciute in tutto il mondo, e ben ci stanno anche a Venezia, dove appunto il prodotto, lo stile, o perlomeno si presta molto bene alle richieste anche della ristorazione piuttosto che dei piatti che vengono proposti, nonostante Venezia possa essere anche legata all'idea di una cucina marinara. Il vitigno principe di Montalcino è il Sangiovese, che è il vitigno più coltivato nell'Italia centrale, che qui appunto trova una localizzazione assolutamente ideale. Questo permette di creare sia il Brunello di Montalcino, che deve essere sottoposto a un affinamento lungo di almeno 2 anni in legno, e per un totale poi di 4 anni, compreso anche l'affinamento in bottiglia. Con lo stesso Sangiovese si può fare anche il rosso di Montalcino, che noi riteniamo un prodotto estremamente interessante, perché diciamo è un prodotto più fresco, è un prodotto che ha una possibilità di utilizzo estremamente interessante, ha un rapporto qualità-prezzo molto buono, e quindi ecco questo territorio che permette un utilizzo attraverso la stessa uva di 2 prodotti uguali ma diversi, e che diciamo possono soddisfare tanti consumatori. Qua giustamente è bene pensare anche al fatto che si entra nella produzione o perlomeno nella presentazione del gusto del Sangiovese. Vi dicevo prima del Sangiovese grosso, e quindi si confronta, staccandosi letteralmente da tutta quella capacità che ha il Veneto di produrre grandi vini, sì, e sappiamo bene che l'Amarone o perlomeno la Valpolicella ce li può proporre attraverso i suoi vitigni veronesi, e nello stesso tempo pensando al fatto che forse è più un popolo che acquisisce vitigni internazionali, vedi appunto fra i vini rossi principalmente i Cabernet in Merlot. Parlare del Brunello significa sostanzialmente parlare dell'evoluzione del top di gamma del Sangiovese toscano. Brunello è nato proprio in questa funzione, essere un po' l'espressione di eleganza, di struttura
e del felice connubio fra la parte aromatica del Sangiovese e la struttura elegante un po' che nella zona del Brunello, nella zona di Montalcino, sicuramente trova una delle sue massime espressioni. Caratteristiche fondamentali del Brunello sono soprattutto l'eleganza, sono questi tannini setosi ormai molto evoluti, sono il connubio fra la mineralità e la freschezza di questo vino e dall'altra parte anche la morbidezza che alla fine lascia un grandissimo ricordo di sé. Sotto questo profilo direi che anche dal punto di vista di abbinamento il Brunello si presta forse a dei matrimoni un po' più elevati, un po' anche di più vasta gamma rispetto al Chianti, rispetto all'espressione del Sangiovese toscano. E siamo qui in questa splendida location del Monaco e Gran Canal e per continuare il nostro percorso di ricerca di eccellenza dei vini italiani. Il rapporto appunto con il consorzio è ben consolidato e dopo mesi di arduo e duro lavoro siamo giunti alla conclusione di questo splendido evento presentando un'importante rappresentativa di produttori, ne abbiamo circa 40, dove è un po' concentrata l'eccellenza e comunque la rappresentazione di tutto il territorio. Da questo punto di vista oggi è una manifestazione utile per poterci aggiornare, per poter presentare dei produttori, loro stessi quasi quasi li dobbiamo anche ringraziare per l'alzata mattutina e per il rientro notturno, proprio perché per venire a Venezia e quindi mostrare a loro, a quanti appunto anche sono i nostri soci sommelier e quanti saranno gli appassionati che visiteranno questa manifestazione e quindi saranno presenti a questa degustazione, per poter in ogni caso carpire qualche segreto attraverso sempre quel connubio che vuol dire sì conoscere la tipologia del vino, sì carpirne un po' come si comporta nel territorio, ecco l'originalità e l'origine e l'originalità giustamente del Brunello di Montalcino, unico in tal senso, e nello stesso tempo è utile andare a conoscere gli uomini che lo producono, perché da loro carpiremo dei segreti che sono un po' la filosofia di produzione, attraverso le maturazioni, attraverso gli invecchiamenti, ma attraverso uno stile che indubbiamente sarà personalizzato o raccontato in ogni caso. Auguro a tutti una bella giornata.